E saluto tutti voi, romani e pellegrini provenienti da diversi paesi, in particolare gli scout Agesci di Corneto Vicentino. Questo è il saluto del Santo Padre ieri a Roma ad un gruppo di I ragazzi vicentini nel giorno della dell'Immacolata. festività dell'Assunta, ma sarà sempre nel giorno dedicato Ringrazio a all'ascesa al cielo tutti di la Maria, che beneficenza domenica vedrà di protagonisti in Congo due missionari e martiri vicentini che saranno proclamati beati nel giorno dell'Assunta, che in Africa viene celebrato il 18 agosto. Due padri saveriani, Vittorio Faccin, nato nel 1934 a Villa Verla, poi trasferito ad Esio in Lombardia, e Giovanni Didonè, nato a Cusinati di Rosà nel 1930, trasferito poi a Cittadella nel Padovano. I due religiosi furono uccisi nel 1964 nei pressi della città di Uvira durante una delle rivolte contro il governo. Un gesto che rappresenta un attacco alla Chiesa e ai valori incarnati dai padri che rimasero sul territorio accanto ai fedeli nonostante fossero coscienti del pericolo. Una delegazione di Vicenza con il vescovo Giuliano è già partita per presiedere alla cerimonia di domenica che vedrà i due martiri vicentini proclamati beati assieme ad altri due confratelli.